in un unico weekend, l'8 e 9 giugno, il via libera del Consiglio dei Ministri che toglie ogni limite di mandato ai sindaci sotto i 5.000 abitanti e dà il via libera al terzo mandato per quelli da 5 a 15.000 abitanti. In Veneto sono 309 comuni al voto, molti a guida leghista. Il Carroccio infatti esulta e parla di battaglia vinta, ma Fratelli d'Italia avverte nulla di scontato, valuteremo caso per caso. Virale in rete il video shock di una ragazzina delle medie pestata a Padova da due coetanei che riprendono la violenza e sbeffeggiano la vittima. Per la tredicenne trauma cranico e denuncia ai carabinieri. Ladri in azione nella Marca, Breda di Piave, i malviventi scoperti dalla proprietaria fuggono lanciandosi dal terrazzo e tirandole un sasso per intimorirla. Rischio concreto di atti di antisemitismo, la conferma della sottosegretaria all'interno oggi a Venezia assieme a comune, prefettura e comunità ebraica, appello alla distensione. I tentacoli dell''ndrangheta nel Bellunese. Nell'estate 2020 a Canale d'Agordo si sfiorò un attentato contro una persona legata ad una famiglia malavitosa, la rivelazione in un processo per omicidio a Pesaro. Fine vita, le parole del patriarca di Venezia: rispettare la vita sempre, la società non abbandoni chi soffre nella malattia, serve investire sulle cure palliative. 3 muri originali realizzati da Banksy saranno il fulcro di una nuova mostra all'M9 di Mestre dal 20 febbraio. Firma così il suo esordio da direttrice Serena Bertolucci, alla guida del museo che ha chiuso il 2023 con 100.000 presenze complessive. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la politica. Il governo liberalizza le candidature dei sindaci, nessun limite di mandato sotto i 5.000 abitanti, sarà possibile invece il terzo mandato nei comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti. Esulta la Lega, ma Fratelli d'Italia avverte nulla è scontato, valuteremo caso per caso. Altro cardine del provvedimento è quello di riguardare quelli che sono i limiti di mandato, quindi per quanto riguarda le candidature dei sindaci, quindi è stato adottato un provvedimento che prevede la liberalizzazione in termini di mandati. Un decreto atteso ma non scontato, quello varato dal governo, che non solo fissa la data di europee e amministrative, l'8 e il 9 giugno, ma cambia anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra 5.000 e 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Insomma, sindaci potenzialmente a vita. A metterci il cappello politico quando il Consiglio dei Ministri è ancora in corso è il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. È il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, dice Calderoli, e sono in tanti tra i leghisti a esultare parlando di democrazia. Così fa il segretario veneto Alberto Stefani, passa la linea della Lega, sì all'ascolto dei cittadini e no a imposizioni dall'alto, esulta Stefani. Molto più tiepida la reazione dei meloniani. Fratelli d'Italia, oggi partito di maggioranza, avrebbe tutto l'interesse politico a resettare tante amministrazioni, soprattutto in Veneto, dove alle politiche aveva fatto il pieno e dove sono 309 i comuni al voto, oltre la metà del totale, 285 sotto i 15.000 abitanti. Nessuna rendita di posizione, avverte Luca De Carlo. Non saranno sicuramente, neanche per quelli che vanno dai 5 ai 15.000, delle ricandidature automatiche, perché si valuteranno laddove esistono o meno gli stimoli per continuare l'azione amministrativa, quindi nessuna rendita di posizione, semplicemente ci sarà una possibilità in più, ma volta per volta valuteremo posto per posto il candidato migliore. Nel Trevigiano 55 municipi a rinnovo, solo 4 sopra la soglia dei 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Preganziolo e Paese, e nuove regole aveva chiesto l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, anche perché l'ultimo mandato è stato bruciato in buona parte da pandemia ed emergenze varie. Credo che poter riconfermare chi ha lavorato bene è senza dubbio un segnale da dare, perché insomma sono i cittadini e le cittadine che votano, che sono appunto loro che sanno esattamente bene chi scegliere o confermare. Paola Roma è sindaco uscente al secondo mandato di Ponte di Piave, comune nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Nella sua stessa situazione ci sono anche i colleghi di Cornuda, Crocetta, Giavera, Pederobba, Pieve di Soligo, Povegliano, Roncade, Riese, Salgareda, Valdobbiadene e San Veneziano. Nel nostro territorio ci sono appunto 12 amministrazioni che si trovano nella stessa situazione di Ponte di Piave e che anche loro nella stessa modalità avranno l'opportunità appunto di accedere a questo terzo mandato.
Ma la partita non è affatto chiusa. Il sindaco PD di Bari e presidente ANCI chiede al governo di andare fino in fondo ed estendere le nuove regole anche ai comuni sopra i 15.000. Su questo l'allineamento con il trevigiano Mario Conte è totale. L'appello che faccio al governo è di fare un ultimo sforzo e di uniformare tutti i sindaci, consentendo a tutti, anche ai sindaci delle città del capoluogo, di candidarsi anche per la terza volta. E a proposito di amministrative, si è dimesso il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffè, una decisione irrevocabile che il primo cittadino indipendente di centrosinistra ha annunciato oggi. Ieri sera il PD aveva comunicato il ritiro del proprio appoggio alla maggioranza. Gaffè era alla guida dell'amministrazione rodigina dal giugno 2019 con una coalizione che riuniva PD e liste civiche. Il comune è l'unico capoluogo di provincia Veneto chiamato al voto nella prossima tornata elettorale delle amministrative di giugno. Torniamo a parlare di autonomia. Dopo la bagarre in aula continua la polemica con il segretario veneto del PD che attacca un baratto tra autonomia e premierato che finirà in un bluff. Adesso inizia l'iter alla Camera, si ricomincia da capo perché non è una legge costituzionale e ci saranno tempi anche lì credo abbastanza lunghi e io non credo che verrà approvata prima delle elezioni europee. Se verrà approvata. Partito Democratico contro la riforma sull'autonomia differenziata approvata al Senato, tra l'ipotesi della richiesta di un referendum abrogativo e accuse a Fratelli d'Italia e Lega di baratto tra autonomia e premierato, così come afferma il segretario del PD Veneto, il disegno di legge è una scatola vuota. Che dice che ci vogliono i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che abbiamo chiesto e ottenuto noi, che però questi per essere definiti devono avere anche i necessari finanziamenti. Questi finanziamenti non ci sono e quindi questa autonomia è inapplicabile. Secondo il PD un cammino dunque lungo che porterà alla fine ad un nulla di fatto. La Lega la propaganda come una cosa che si farà e Fratelli d'Italia dice no, non si farà perché tanto l'abbiamo provata ma le risorse non ci sono. È un bluff, diciamo un bluff di una certa portata. Siamo alla cronaca, ancora un pestaggio a Padova ai danni di una tredicenne da parte di due sue coetanee. È accaduto ieri pomeriggio davanti ad una scuola media dell'Arcella. Nel servizio le immagini del video shock registrato da una terza ragazza. La tredicenne con i genitori oggi ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondi terribili di violenza gratuita, tutto in una strada di quartiere all'Arcella a Padova, davanti a una scuola media. Sono passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Un gruppetto di tredicenni discute. Una lite banale che si trasforma in un attimo in un pestaggio. Con un pugno già a terra e dietro emoticon, si legge nel video girato in varie chat, anche in quelle di un gruppo di genitori. La tredicenne viene prima colpita con uno schiaffo in volto dalla ragazza con cui sta discutendo, interviene poi quella che ha tutta l'aria di essere un secondino e finisce il lavoro. Le tira i capelli, la fa alzare per poi sferrarle un pugno alla testa, la fa cadere e mentre la capetta balzella attende il momento giusto per colpirla ancora una volta alla testa con un calcio. A fermare il pestaggio è la prima ragazza, forse impaurita per l'arrivo di qualcuno in bicicletta. Sotto shock la vittima delle bulle è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso di Padova, dove le è stato riscontrato un trauma cranico guaribile in 5 giorni. Sempre con i genitori, la tredicenne oggi si è presentata dai carabinieri di Padova, dove ha sporto denuncia. Le indagini sono partite, le due giovanissime coinvolte e la terza che stava filmando, a tutti gli effetti loro complice, hanno le ore contate. Scene orribili, incivili, a cui mai si pensava di assistere a Padova, e invece le cronache ricordano come a novembre scorso una scena simile sia stata immortalata in via Dietro Duomo, con le responsabili di una vera e propria aggressione ai danni di una coetanea, 2 sedicenni della cosiddetta Padova Bene, identificate e poi denunciate dalla polizia. Un fenomeno preoccupante e in crescita, soprattutto tra le ragazze, quello delle aggressioni tra coetanee. Sentiamo le parole dello psicoterapeuta Mirko Casteller.
L'aggressività femminile, soprattutto nelle piccole, nelle bambine, quindi nel momento in cui si stanno costruendo la loro personalità, è aumentata in modo esponenziale. Io ho i casi di aggressività non ce li ho tra gli adolescenti maschi, ma ce li ho tra gli adolescenti delle ragazze, e la loro aggressività sembra evolversi. Una volta era un'aggressività sottile, verbale, nelle dinamiche tra le figure femminili, oggi invece è fisica ed è imitativa dell'aggressività maschile. Questo è preoccupante, perché in una prospettiva di crescita di questi ragazzi, probabilmente quelli che erano fenomeni impulsivi che vedevamo principalmente nel maschio, potremmo vederlo anche nelle donne. E qui noi quello che vediamo è una persona che subisce e un gruppo che rinforza colei che aggredisce. E questo è il fenomeno interessante, perché fuori del gruppo io sono convinto che quella persona o quella ragazza che ha aggredito non aggredirebbe in assenza del gruppo. Ed è tipico, è il gruppo che rinforza l'atto aggressivo, perché nell'atto aggressivo in un gruppo tu non lo fai per aggredire quella persona, ma per dire nel gruppo che tu sei importante, che hai un ruolo, che hai un rispetto. Quindi i fenomeni sono di una complessità e in crescita. Ancora ladri nella Marca Trevigiana, ieri in azione a Breda di Piave, sono entrati in un'abitazione, la proprietaria li scopre, loro fuggono lanciandosi dal terrazzo e poi le lanciano un sasso per impaurirla. Una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto. Luigino Gionco è ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella sua abitazione in via Marche a Pero di Breda di Piave, dove vive con la moglie. La coppia in casa, lui al piano terra, lei in bagno al secondo piano. È in questo momento che avverte dei rumori. La donna apre le tapparelle e il suono si fa sempre più forte. È uscita in terrazzo e ha visto questi due personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo, e poi ha visto che erano in 3 che scappavano. E niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Un pezzo di terra, un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto. Però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna. La coppia, passato lo shock iniziale, ricostruisce quei minuti. I 3 con berretto in testa sono saliti dal terrazzo sul retro della casa. Uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra. E quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori. Incuranti della presenza di moglie e marito, hanno attraversato le stanze uscendo nel terrazzo fronte strada senza preoccuparsi di poter essere notati da qualcuno, vista l'illuminazione di un lampione posto proprio davanti al balcone. Non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Beh sì, certo. A volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. I coniugi Gionco hanno chiamato i carabinieri che hanno perlustrato la zona in cerca dei 3 che nel frattempo probabilmente sono fuggiti attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Non è un bel vivere questo, ammette oggi il signor Luigino. Non c'è più la libertà che può avere una persona di dire ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa. Ma i ladri avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni tra via Caldelbrolo, via Coda e vicinale Marche, dove i residenti hanno notato movimenti sospetti. Ho trovato strano che ho trovato una rete, non c'era dentro, per terra. E dopo ieri sera è venuto fuori da questo a Baradan. Ma queste zone negli ultimi mesi sono nel mirino dei ladri, sempre più spesso, senza scrupoli, in azione nonostante i proprietari siano in casa, come emerge anche dalle segnalazioni sulla pagina Facebook di Furti in Corso. C'è sempre la paura. Non è proprio un bel vivere. L'attenzione di forze dell'ordine e intelligence per il rischio di atti di semitismo è alta anche in Italia. Da Venezia, dove sulle celebrazioni della giornata della memoria pesano le tensioni internazionali della guerra a Gaza, comune e comunità ebraica lanciano un appello alla distensione. L'antisemitismo è quintuplicato in alcuni paesi,
atti violenti materiali si stanno verificando, siamo preoccupati. Attraverso anche quella che è un'attività di intelligence, ma nello stesso tempo anche attraverso gli uomini e le donne delle forze di polizia, saremo vigili e attenti affinché questo sacrosanto diritto di libertà e democrazia venga ovviamente rispettato. Mai dalla sua istituzione nel 2005 il giorno della memoria delle vittime della Shoah si è celebrato in Italia in un clima di tensione come quello provocato dal conflitto sulla striscia di Gaza. E ora anche a Venezia si teme che quella radicalizzazione dello scontro, comparsa anche in Veneto, possa degenerare in un rischio più serio. Fatti come quello di Vicenza sono episodi isolati oppure secondo lei sono una sentinella d'allarme di un fenomeno più diffuso? Io credo che sia la sentinella di un fenomeno sicuramente molto diffuso che sta vedendo numeri sempre più ampi rispetto anche ad un modo di giustificare quello che è avvenuto purtroppo in quella giornata atroce del 7 di ottobre. All'indomani dell'attacco di Hamas, il Comune di Venezia ha esposto la bandiera di Israele fuori dai municipi di Ca' Farsetti e di Via Palazzo, una scelta che ha fatto discutere. Noi vogliamo difendere l'idea dello Stato ebraico, non la posizione del governo di Israele. La guerra è tremenda, Israele e Palestina devono essere due stati sicuramente e oggi c'è un problema di sicurezza delle persone ebraiche in giro per l'Europa. Questa cosa non ce la possiamo assolutamente permettere. Noi dobbiamo difendere le persone che hanno qualsiasi differenza di religione, di etnia, di sesso, di cosa, come fosse un nostro fratello. L'invito che parte da Venezia è per un dibattito lontano da qualsiasi estremismo. La cultura che si sta espandendo di governo israeliano uguale Israele, Israele uguale ebrei di tutto il mondo è terribile. Spesso alcuni termini vengono rigirati contro Israele, contro quel popolo e spesso questo viene fatto purtroppo da intellettuali, da persone di cultura e non soltanto, anche spesso dalla politica. Tant'è vero che passano i messaggi, voi siete state le vittime allora e adesso siete i carnefici, no, non funziona così. I tentacoli dell''ndrangheta nel Bellunese. Nell'estate 2020 a Canale d'Agordo si sfiorò un attentato contro una persona legata ad una famiglia malavitosa. La rivelazione in un processo per omicidio a Pesaro. A più di qualcuno ieri si è gelato il sangue nelle vene. Nel paese natale del Beato Luciani, poco più di 3 anni fa l''ndrangheta aveva progettato un attentato contro una persona molto vicina a Marcello Bruzzese, freddato nel centro storico di Pesaro il giorno di Natale del 2018. Non se ne fece più niente perché quell'agguato nella città marchigiana aveva soddisfatto la sete di vendetta dei mandanti. La rivelazione scioccante è emersa durante la deposizione del pentito Formosa, collegato da un sito protetto con la Corte d'Assise di Pesaro. Abbiamo fatto una bella figura a Pesaro, la frase attribuita dall'uomo a uno dei 2 killer di Marcello Bruzzese. Il pentito ha poi aggiunto di avere partecipato anche alla pianificazione di un altro attentato a Canale d'Agordo che avrebbe avuto come obiettivo il fratello di Bruzzese, Girolamo Biagio. Il bersaglio in realtà era un'altra persona, rifugiata o nascosta nel paese di Papa Luciani. Sta di fatto che quel soggetto venne graziato dai sicari spietati perché già paghi della vendetta consumata nel centro storico di Pesaro. Il fatto che qualcosa di clamoroso potesse accadere a Canale nell'estate del 2021 trova riscontro nel ritrovamento fra i mesi di agosto e settembre del 2020 di 2 bombe a mano e di 2 pistole pronte all'uso che con molta probabilità chi stava pianificando l'attentato aveva nascosto nei boschi attorno al paese. Il sequestro venne operato da carabinieri e Fiamme Gialle. La data del ritrovamento delle armi coincide con i tempi della vendetta studiata dal clan dei Crea nei mesi successivi alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello per un tentato omicidio accertato in terra calabrese. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di fine vita con le parole del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, anche in qualità di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Sentiamo quanto dichiarato a Lorenzo Maier. In Veneto, ma anche a livello nazionale, si sta discutendo su un tema molto delicato, quello del fine vita. Qual è l'opinione del patriarca, il pensiero del patriarca su questo tema? Non è una affermazione confessionale da parte dei religiosi, dei vescovi. Questo è importante dirlo come cittadini, perché è chiaro che come la comunità politica si esprime circa il fine vita, si disegna un profilo di società.
Allora è una questione, è una tematica di biopolitica dove tutti hanno il diritto, ecco, di poter esprimere in modo costruttivo quella che è la loro visione. Anche in veste di presidente della conferenza episcopale triveneta, Monsignor Moraglia, in modo delicato, misura bene le parole, attento a non offendere la sensibilità di alcuno, ma al tempo stesso esprime alcuni concetti molto chiari nel dibattito che si è creato in Veneto, ma anche a livello nazionale, dopo la mancata approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale. Non abbandonare nessuno, sapere che nessuno vuole l'accanimento terapeutico, però c'è anche il rischio dell'abbandono terapeutico e soprattutto vedete toccare il momento della vita vuol dire che per l'uomo non c'è più nulla di indisponibile, allora può intervenire su tutto. Il patriarca ricorda anche l'incontro avuto con Stefano Geller. Io ho un bel ricordo di Stefano, una persona molto intelligente, molto capace. In quel dialogo che ho avuto con lui e con altri vescovi ho avuto anche la percezione di una persona non solo molto umana ma anche molto vicina alla fede. E poi è nelle sue preghiere Stefano, come tutte le persone che soffrono. C'è da quel giorno in modo particolare anche Stefano nelle mie preghiere. Serena Bertolucci è la nuova direttrice del Museo M9 di Mestre e nel 2024 il pezzo forte sarà una mostra dell'artista britannico Banksy. 3 muri originali realizzati dall'artista britannico di strada Banksy saranno il fulcro di una mostra che si terrà al Museo M9 di Mestre dal 23 febbraio. 3 straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Firma così il suo ingresso da direttrice della struttura Serena Bertolucci, alla guida del museo che ha chiuso il 2023 con 100.000 presenze complessive, segnando una crescita del 43% sul 2022. Ecco il messaggio a mestrini e veneziani. Di credere in questo luogo perché ha un'unicità, è unico in Italia e già solo per questo si deve percepire come una grande occasione. E io sono a disposizione innanzitutto per ascoltarli. Ho già incontrato tante associazioni, tanti gruppi, ma sono qui per imparare e conoscere i mestrini. Quindi davvero avere fiducia perché possiamo fare delle cose grandi insieme. Io l'ho scelto appositamente questo luogo anche con il cuore perché ho un debito da saldare con questa comunità. Mio padre era navigante, stette male qui, fu curato all'ospedale di Mestre. Ma per il futuro dell'M9 l'obiettivo è anche un consolidamento a livello nazionale e più coinvolgimento del territorio, dei veneziani e dei mestrini. Non solo un museo, ma un luogo di cultura. Quindi abbiamo creato, credo, i presupposti per continuare in una crescita. Oggi la parola chiave è slancio, nuovo slancio, perché il museo è maturo per fare quel salto di qualità che tutti vogliamo e che la città si merita. Incontri e visite guidate in bicicletta da Venezia a Mestre saranno organizzate durante il periodo della mostra, a esprimere un rapporto di stretta integrazione tra le due città che è al centro della visione della nuova direzione. Un ultimissimo aggiornamento di cronaca relativo all'aggressione della tredicenne da parte di 2 sue coetanee all'Arcella a Padova. Ebbene, le 2 quattordicenni responsabili sono state individuate e la polizia di Padova le ha segnalate al Tribunale dei minori per lesioni aggravate e diffusioni di immagini violente. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ormai presenza stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Sulla pianura di notte saranno possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Le temperature saranno in lieve e locale aumento, minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese tra 8 e 10 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, ma con nuvolosità più variabile in montagna, possibili foschie o nebbie in pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.